Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Nuova tragedia dell'immigrazione a sud di Lampedusa, 10 morti, 51 tratti in salvo. L'equipaggio di una ONG tedesca ha dovuto usare un'ascia per rompere lo scafo di una barca di legno ed estrarre i cadaveri. Caldo, siccità, incendi, la Sicilia fa i conti con le emergenze dell'estate, i rubinetti a secco nell'Agrigentino, operatori turistici esasperati, in crisi anche l'agricoltura con dighe invasi che si svuotano. Estate senza treni in Sicilia per turisti e residenti. I lavori di ammodernamento della rete interrompono di fatto tutte le tratte, previsti solo servizi sostitutivi con i pullman. A Messina 12 atleti del gruppo sportivo paralimpico della difesa hanno attraversato a nuoto lo stretto di Messina, un'impresa dal forte valore simbolico e morale. A Catania, concerto evento per il battesimo dell'isola pedonale di piazza Federico II di Svevia. Sul palco, oltre al sindaco trentino, artisti e comici in uno scenario da fiaba, con il castello Ursino a fare da sfondo. Consegnato a Caritas e Tamaia Onlus l'incasso della partita di aprile contro i femminicidi, un gol per la solidarietà, un segnale forte contro ogni forma di violenza. A Salina, nella serata finale del Mare Festival Premio Troisi, protagonisti la coinvolgente comicità di Uccio De Santis e l'icona sexy del cinema italiano, Barbara Boucher. Le 4 big del calcio siciliano cominciano a imbastire le prime trattative di mercato, anche se alcune devono ancora completare lo staff societario o ufficializzare l'allenatore. Bentrovati, nuova tragedia dell'immigrazione a sud di Lampedusa, 10 morti e 51 tratti in salvo. L'equipaggio di una ONG tedesca ha dovuto utilizzare persino un'ascia per rompere lo scafo di una barca di legno ed estrarre i corpi senza vita. Marco Gullà. Ancora morti in mare, ancora, a poche miglia dall'isola di Lampedusa. Il veliero ONG tedesco Nadir ha soccorso un barcone in legno con a bordo 61 persone, ma per 10 di loro era già troppo tardi. Erano nella pancia dello scafo, invasa dall'acqua. Il team è intervenuto anche con un'ascia per rompere lo scafo ed entrare all'interno del barcone, una nuova tragedia dell'immigrazione. Il veliero sta viaggiando verso Lampedusa e a bordo ci sono anche le 10 salme recuperate, oltre alle 51 persone salvate. Per l'equipaggio sono stati giorni pesanti. Nelle ultime 24 ore ha soccorso 2 carrette del mare, recuperati oltre 50 migranti. Poi, dopo aver consegnato i profughi alla Guardia Costiera italiana, stamattina la ONG ha ripreso il monitoraggio fino alla tragica scoperta del naufragio. I nostri pensieri sono con le persone in lutto, siamo arrabbiati e tristi, hanno dichiarato gli uomini dell'ONG tedesca. La Fortezza Europa uccide. La barca era in acqua internazionale a poco più di 40 miglia da Lampedusa, nei pressi dell'area SAR maltese. In questi giorni, con il bel tempo e il mare calmo, sono previsti numerosi arrivi di migranti. Siccità, caldo e incendi, la Sicilia fa i conti con le emergenze dell'estate, rubinetti a secco nell'Agrigentino e numerose disdette in hotel e bed and breakfast. In crisi anche l'agricoltura con dighe e invasi che si svuotano. Tonino De Mana. In una Sicilia già assetata e su cui incombe lo spettro di Minosse, non il personaggio mitologico, ma la prima vera ondata di caldo, si acuisce l'emergenza siccità con gli invasi sempre più vuoti e le campagne sempre più arse. Per la penuria di precipitazioni sono a rischio non solo le produzioni di grano, pesche ed ortaggi, ma anche uva da tavola e fichi d'India, con i primi segnali di sofferenza che arrivano da San Cono. La carenza d'acqua rischia di avere conseguenze sulla dimensione del frutto e quindi sulla sua pezzatura. Il clima torrido sta per mandare in tilt anche l'uva, con perdite stimate del 30%. Intere zone della Sicilia, specie nel Palermitano e nell'Agrigentino, stanno pagando già un prezzo pesante e a risentirne non è soltanto l'agricoltura, rubinetti a secco nelle abitazioni private e non va meglio per il comparto turistico e sono esasperati gli operatori del settore. Con qualche difficoltà sicuramente riusciamo in qualche modo a non far percepire ai nostri clienti quello che sono le difficoltà di fare impresa in una terra
anche un po' maledetta come la nostra. Ci troviamo in forte imbarazzo perché cosa possiamo dire? Non possiamo garantire noi per AICA, noi per il comune di Agrigento. E come ogni estate si ripropone l'emergenza incendi con le alte temperature e i terreni incolti che favoriscono pericolosi inneschi. L'ennesimo grido d'allarme arriva dai vigili del fuoco che da tempo sollecitano rinforzi ed attenzioni. Allo stato attuale non sono state aggiunte le squadre boschive né regionali né provinciali, così come era stato promesso, e dovevano partire il 15 giugno, ancora non si sa nulla. Oltre a questo mancheranno altre 1200 unità perché il 24 giugno partirà un corso a caposquadra. L'anticiclone africano sta per irrompere sul Mediterraneo con temperature roventi che tra giovedì e venerdì potrebbero sfiorare addirittura i 40 gradi. Tutta colpa di Minosse, figura mitologica dell'inferno dantesco che porterà l'alito bollente del Sahara sulla Sicilia e su gran parte del sud Italia. Estate senza treni in Sicilia, per turisti e anche per residenti. I lavori di ammodernamento della rete interrompono praticamente tutte le tratte, previsti solo servizi sostitutivi in pullman. Luca Ciliberti. Sarà un'estate caldissima per i pendolari e i turisti che vogliono spostarsi in treno. A causa dei cantieri per la modernizzazione della rete resteranno invariate solo alcune tratte, tra queste la Palermo-Punta Raisi e la Messina-Siracusa. Per il resto tutto sarà affidato ai servizi sostitutivi con i pullman che dovranno percorrere strade anch'esse disseminate da cantieri, a cominciare proprio dall'autostrada A19 Catania-Palermo. Fino a settembre verranno sospesi 4 treni giornalieri diretti all'aeroporto di Palermo da Agrigento, inaugurati appena 6 mesi fa. Fino a settembre resterà chiusa la Catania-Gela nel tratto da San Michele e Caltagirone. Anche a Ragusa stazione chiusa, fruibili solo i bus, senza treni Caltanissetta per la chiusura del tratto verso Agrigento, verso Catania che durerà fino al 7 settembre e fino al 15 settembre resterà chiusa la Palermo-Trapani via Castelvetrano nei 116 km da Alcamo a Trapani per lavori di potenziamento. I collegamenti tra i due aeroporti di Palermo e Trapani saranno garantiti anche qui solo dai pullman. Per i turisti che arrivano in Sicilia per l'estate 2024 si presenta una regione con molte tratte ferroviarie chiuse per lavori di ammodernamento e sostituiti con autobus. Questi per la tratta Siracusa-Gela-Caltanissetta, l'Agrigento-Palermo, la Palermo-Trapani. Benvengano i lavori di ammodernamento, speriamo quanto prima di vedere gli effetti positivi anche in vista di Agrigento capitale della cultura. Intanto in Sicilia arrivano anche i soldi del Fondo Sviluppo Coesione promessi da Giorgia Meloni poche settimane fa a Palermo. Si tratta di quasi 7 miliardi di euro destinati a 580 interventi su tutta l'isola. Serviranno soprattutto per infrastrutture, strade secondarie e interventi per il dissesto idrogeologico. Nella ripartizione l'area metropolitana di Catania ha ottenuto oltre 1 miliardo di euro, risorse simili a quelle richieste e ottenute da Palermo. Tra le città metropolitane Messina è quella che lamenta un trattamento iniquo, avendo ricevuto solo, si fa per dire, $500 milioni, la metà di quanto arrivato a Catania e a Palermo. Rimpasto alla regione siciliana congelato per almeno altre 2 settimane. Nonostante la girandola di nomi per il cambio di incarichi, nulla di fatto per ora. Maglio Viola. Almeno altre 2 settimane di attesa prima di conoscere la nuova formazione della giunta Schifani alla regione e poter valutare di che entità sarà questo rimpasto. Il governatore Renato Schifani vorrebbe ricorrere a poche sostituzioni e una revisione della giunta chirurgica per coprire le caselle rimaste vuote per gli eventi degli ultimi mesi e per effetto delle elezioni europee, ma i partiti sembrano intenzionati invece a chiedere tutti più spazio con la conseguenza di intasare il sistema delle trattative. I posti sono 12, per coprire le richieste di tutti ce ne vorrebbero 16. Cosa che non si potrebbe fare neanche se lo si volesse, e Schifani comunque non vorrebbe. Per entrare nel vivo delle trattative il presidente della regione attenderà comunque il 26 giugno, data dell'udienza del tribunale di riesame sul caso San Martino. Il vicepresidente della regione ha chiesto la revoca del provvedimento di sospensione. Ci sono poi le richieste dei partiti. Fratelli d'Italia non vuole cambiare gli equilibri e se si dovesse decidere diversamente allora chiederebbe un quinto assessore. Forza Italia pensa di risolvere il problema lasciando 4 assessori ma assegnando ai meloniani la vicepresidenza che era della Lega prima delle europee. FDI pensa comunque di blindare 2 dei suoi assessori e sostituirne altri 2. Non si toccano Arico e Scarpinato, anche se su questo nome c'è qualche resistenza azzurra. Chiedono spazio gli autonomisti di Lombardo che vorrebbero il secondo assessore anche a discapito della DC di Cuffaro. Dentro Forza Italia da sostituire certamente Marco Falcone, ma si è aperta la partita anche per Giovanna Volo alla sanità, mentre la Lega gioca una partita a sé sulla quota di Luca San Martino. Situazione dunque non semplice. Intanto la giunta continua a
lavorare si occupa proprio di sanità, con i contratti per i manager fino ad ora insediati come commissari, ma quasi tutti verso la conferma formale per un triennio. A Palermo 2 giovani sono stati arrestati dai carabinieri per spaccio di droga nella zona dell'università. A incastrare il fiuto del cane Ron. Sequestrati 800 grammi di marijuana, 700 di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento. Sarà la Sicilia a offrire l'olio per la lampada che arde ad Assisi sulla tomba di San Francesco. Questa mattina a Palazzo d'Orléans il presidente Schifani ha commentato un grande momento per la nostra regione. Marco Gullà. Nel 2024 sarà la Sicilia a offrire l'olio per alimentare la lampada votiva che arde giorno e notte ad Assisi sulla tomba di San Francesco, patrono d'Italia. L'evento si ripete ogni anno con l'offerta dell'olio da parte di una regione italiana e quest'anno toccherà alla nostra isola. Le chiese siciliane doneranno 1000 litri d'olio, 60 per ogni diocesi, per alimentare la lampada di Assisi. Fratellanza, solidarietà, attenzione ai poveri, quella di San Francesco. Noi interpretiamo nella nostra azione di governo questi sentimenti, almeno cerchiamo di farlo. Siamo onorati che quest'anno sia capitata alla Sicilia questa possibilità e al sottoscritto che conosce benissimo questa realtà per averla frequentata più volte istituzionalmente quando ero capogruppo ma anche Presidente del Senato. Vivremo delle giornate, una giornata magica. Vivremo una giornata in cui la Sicilia sarà protagonista, lo saranno tutti i siciliani. Un grande momento per la Sicilia in occasione della festa del 4 ottobre per San Francesco. La nostra isola è molto legata al patrono d'Italia. Davvero per noi è una gioia, anche perché il numero dei pellegrini che giungono ad Assisi ogni anno dalla Sicilia è un numero straordinario, importantissimo. La gioia è aumentata quando abbiamo saputo proprio che quest'anno per Palermo, 400 anni dalla festa di Santa Rosalia, cade provvidenzialmente proprio nell'anno in cui ritorna la Sicilia ad Assisi. A Messina 12 atleti del gruppo sportivo paralimpico della Difesa hanno effettuato la traversata a nuoto dello Stretto di Messina per il 3° anno consecutivo, un'avventura dal forte valore simbolico e morale. Francesco Triolo. 12 atleti del gruppo sportivo paralimpico della Difesa hanno effettuato per il 3° anno consecutivo la traversata dello Stretto di Messina. Partenza da Torrefaro, nei pressi Capo Peloro, per percorrere a nuoto il tratto di mare sino a toccare la sponda opposta sul versante calabrese. Alla traversata, evento considerato dall'alto valore morale e simbolico, hanno preso parte anche il sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti, che anche quest'anno ha effettuato la traversata a bordo di un'imbarcazione Iole da 8, e l'ammiraglio ispettore delle Capitanerie di Porto Luca Sancilio. Alcuni atleti, nuotatori esperti, hanno coperto il percorso di 3.800 metri, altri si sono alternati in acqua in un'emozionante staffetta, mentre gli ultimi 100 metri sono stati percorsi da tutti i 12 atleti che hanno nuotato insieme, affiancati per simboleggiare lo spirito di gruppo e l'affiatamento che anima tutti i componenti del gruppo sportivo paralimpico della Difesa. Lo Stretto di Messina è stato così per il 3° anno consecutivo il teatro di un'avventura per quei militari che hanno subito una disabilità durante il servizio. L'evento, organizzato dal 5° reparto dello Stato Maggiore della Difesa, è stato realizzato in collaborazione con i presidi di Marina Militare e Capitaneria di Porto di Messina e soprattutto con l'ausilio della ASD Ulisse Nuoto, associazione sportiva dilettantistica che già da tempo organizza e coordina le traversate dello Stretto, sia agonistiche che amatoriali. D'estate spesso si registra carenza di sangue per le trasfusioni. Ecco l'appello per le donazioni del responsabile del Policlinico di Catania stamattina a Buongiorno Sicilia. Donare sangue significa davvero salvare la vita, perché ci sono pazienti che vivono esclusivamente grazie a coloro che donano il sangue. Nei servizi trasfusionali sono attivi quindi presso i grandi ospedali Cannizzaro, Garibaldi e il nostro, il Policlinico e i centri raccolta.
Poi le associazioni hanno i loro centri di raccolta, sia fissi che mobili, basta telefonare e informarsi con le varie associazioni su quelli che sono i calendari di raccolta. In Sicilia chi non ha mai donato deve fare il cosiddetto screening. Dal 2006 esiste questa norma per cui occorre prima fare degli accertamenti sempre presso le stesse sedi di donazione. Consiste in un semplice prelievo di sangue in cui si verifica la quantità di emoglobina necessaria per la trasfusione e l'assenza di malattie che possono essere trasmesse ai pazienti, che quindi non devono essere presenti. Alla donazione bisogna arrivare con una colazione leggera, la chiamiamo noi, cioè una colazione che non abbia grassi, che non abbia creme, che non abbia burro, perché questo in qualche modo rende poco appetibile il sangue poi per la lavorazione successiva. L'invecchiamento della popolazione ci sta mettendo davanti a una criticità enorme, che è quella che lo zoccolo duro dei donatori ha un'età compresa fra i 45 e i 55 anni, quindi presto, perché il massimo di età è 65 anni, presto usciranno dal circuito donazionale e occorre il turnover, occorre che giovani entrino invece in questo circuito. Appunto, quindi è tutto chiaro, bisogna andare a donare il sangue. Catania ha un concerto evento per celebrare l'isola pedonale di Piazza Federico II di Svevia. Sul palco, oltre al sindaco Trantino, sono saliti artisti e comici che si sono esibiti in uno scenario da fiaba con il Castello Ursino a fare da sfondo. Tonino De Mana. In mattinata la passeggiata sopra il luogo del sindaco Trantino, in serata il concerto evento con decine di artisti catanesi a celebrare l'isola pedonale in piazza Federico II di Svevia, liberata dalle auto e restituita alla città e ai tanti turisti che l'affollano. Un momento di condivisione promosso dall'amministrazione comunale che segna la nuova vita dell'area attorno al Castello Ursino. Sul palco la comicità di Gino Astorina, il gruppo dei Lautari, Rita Botto e Eleonora Bordonaro, l'orchestra dell'Istituto Angelo Musco e Mario Venuti, unica voce fuori dal coro con un post sui social in cui criticava non la pedonalizzazione ma la scelta del comune dell'area da chiudere al traffico. Note e suggestioni ai piedi del castello per una serata evento che i catanesi hanno mostrato di gradire. Per ammissione dello stesso Trantino sono previsti altri eventi musicali e culturali che renderanno ancora più vivace l'estate dei catanesi. L'incasso della partita contro il femminicidio, un gol per la solidarietà disputata allo stadio Massimino di Catania lo scorso aprile, è stato consegnato stamattina ad Aci Trezza dal patron della manifestazione Luca Napoli a Caritas e Tamaia Onlus, un gesto importante per dare un segnale forte contro ogni forma di violenza. Simona Mazzone. La sensibilità dei cittadini ha fatto centro con oltre 30.000 euro raccolti con un gol per la solidarietà, la partita contro il femminicidio dello scorso 24 aprile, con il suo patron Luca Napoli, che quest'anno ha scelto un tema delicato e tristemente attuale. Ad oggi vedo ancora qualche autobus con la scritta "una partita contro il femminicidio", ed è quella frase, quella parola che deve rimanere impressa ai giovani ma anche ai genitori, perché devono dare l'esempio ai più piccoli che le donne non vanno toccate. L'incasso record per la manifestazione è stato devoluto a 2 tra le associazioni che operano con maggiore costanza e dedizione sul territorio, Caritas e Tamaia Onlus. Essere testimonial di questo evento, ricevere anche un gesto di generosità, ci fa comunque ricordare che la necessità del rispetto e dell'amore è la prima politica sociale. Sono tante le donne che si rivolgono a voi o c'è ancora reticenza? Le donne che si rivolgono a noi sono tantissime, circa 250 ogni anno, e quando apriamo di più i numeri crescono esponenzialmente. Non a caso la consegna simbolica dell'assegno è avvenuta sul lungomare di Aci Trezza, dove nell'agosto di 3 anni fa è stata freddata Vanessa Zappala dal suo ex fidanzato e dove una targa ricorda quel femminicidio. Una ferita che rimane per sempre, una cosa atroce. La vita ci insegna che dobbiamo andare avanti. Presenti diverse istituzioni proprio per dare un segnale contro ogni forma di violenza. Sono concentrate sia le istituzioni, il privato sociale, tutti quelli, la Chiesa, cioè tutti quelli che evidentemente devono portare avanti questa battaglia di civiltà, di dignità. Il sindaco di Aci Castello Scandurra ha annunciato che a breve qui verrà realizzato un luogo che accoglierà tutte le donne vittime di violenza che hanno bisogno di essere aiutate, ascoltate e protette. Ultima serata del Mare Festival Premio Troisi. La coinvolgente comicità di Uccio De Santis ha travolto il pubblico di Salina, mentre la storia della vita di un'icona sexy del cinema italiano, Barbara Boucher, ha sorpreso la platea.
La nostra inviata Eva Spampinato. Giuro, una mattina stavo là, mio padre che mi aspettava: dove stai andando? A fare l'esame, vieni qua, sono tre volte che fai questo esame e che vieni bocciato. Se vieni bocciato questa volta non mi considerare più tuo padre. Andai a fare l'esame, come tornai, stava là che mi aspettava: beh, com'è andata? Lo guardo, faccio: e tu chi sei? La simpatia di Uccio De Santis ha animato l'ultima serata del premio Troisi qui a Salina, in una piazza di Malfa piena di gente. A nuoto sono arrivato e ce l'ho fatta. Il Mare Festival si conclude con un altro racconto straordinario che attraversa la storia di più nazioni, dall'Europa all'America, fino ad arrivare all'Italia, dove Barbara Boucher incontra i mostri sacri del cinema e diventa un'icona. Abbiamo saputo che lei ieri ha voluto andare proprio nel luogo simbolo del postino a Pollara per vedere il tramonto. E mi hanno fregato, non c'era. Perché il cielo era un po' velato? Molto, e allora devo tornare. Uccio De Santis è riuscito a creare un racconto cross-mediale della sua comicità che passa dalla TV ai social e diventa virale. Perché sono pillole, sono brevi, sono comiche, la gente ha voglia di sorridere e quindi hanno funzionato tantissimo. E sono condivise. Le condivisioni numero uno. Quando dici quante visualizzazioni, no, vediamo le condivisioni, perché ovviamente quando un video è condiviso c'è il successo del video. Vai al monastero e prendi il cappuccino. Sì, ma ho preso il cornetto e il caffè. Questo programma di barzellette sceneggiate, però inizialmente sono 24 anni che festeggiamo questo programma, l'uscita di questo programma che si chiama Mudù, che è un'espressione pugliese, come per dire mamma mia Mudù. In un'isola che da 13 anni celebra il cinema e il genio di Massimo Troisi, non esiste una sala cinematografica che possa servire tutte le olie. Sarebbe bello se c'era un cinema anche qua, cinema Massimo Troisi, perché no? Magari, lancia questa idea. Bellissima idea, speriamo presto. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con le ultime sulle trattative di mercato. State con noi, vi aspettiamo. Riprendiamo con il calcio, dalla via alla Cile, 4 big siciliane cominciano a imbastire le prime trattative di mercato, anche se ancora alcune devono completare lo staff societario o ufficializzare l'allenatore. Intanto a Catania è arrivato Toscano, pronto a sottoscrivere il contratto che lo legherà ai rossazzurri. Marco Carli. Il mercato e le sue dinamiche cambiate negli anni, con la parola sostenibilità che viene prima di tutte, anche quando le proprietà sono solide, perché le cessioni condizionano comunque gli acquisti futuri. In tal senso una settimana importante in casa Palermo. C'è Segre in attesa di rinnovo sul piede di partenza e soprattutto c'è Brunori che vaglia le offerte. La più ghiotta sembra quella del Sassuolo, ma il Palermo chiede 10 milioni per il bomber. In arrivo il primo tassello potrebbe essere il centrocampista Mazzitelli del Frosinone. In Serie C il Catania è pronto a ufficializzare Toscano, che è già arrivato in città. Con l'allenatore si parlerà di arrivi ma anche di partenze e di conferme. Si parte da una base non estesa di giocatori che potrebbero fare al caso anche del nuovo tecnico. Beters, Castellini, Buà, Quaini, Zammarini, probabilmente Cianci, forse Monaco e Furlan. Il resto verrà valutato prima, o come potrebbe essere il caso di Ladinetti, di ritorno dal prestito al Taranto durante il ritiro di Assisi. Tanti giocatori che dovranno essere piazzati in corrispondenza agli arrivi, con il nome più spendibile che resta ancora quello di Artistico. Su Capomaggio il Catania si è mosso in anticipo, ma dipenderà dal volere del giocatore, su cui c'è anche l'Avellino. In casa Messina, in attesa del DS, Modica guarderà i 5 giocatori sotto contratto. Frisenna, Salvo ed Emmausso hanno mercato, ma non è detto che partano tutti. Resteranno di sicuro Manetta e Franco, mentre calciatori che sono in scadenza ma aggrediti a Modica come Fumagalli, Ortisi e Lia potrebbero rinnovare. Per il ritiro si parla della Calabria, ma ancora non sono chiare date e luogo. Chiudiamo col Trapani, che comincia a pensare alla nuova stagione dopo aver chiuso l'ultima. Non è arrivato il triplete, netta 5-1 il finale, la sconfitta con il Campobasso che ha vinto lo scudetto, ma già fari puntati sulla C. Antonini ha ripetuto più volte che vuole allestire una squadra protagonista fin da subito. Ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.